con l'assessore all'urbanistica di Taglio di Po, l'architetto Davide Marangoni, per parlare del piano interventi, quindi della disciplina urbanistica, già approvato più o meno a fine novembre, e adesso vogliamo sapere nello specifico in cosa consiste. Buongiorno a tutti, ringrazio Leandro dell'opportunità di spiegare questa importante iniziativa, o meglio questo importante strumento che avrà una ricaduta sull'intero territorio comunale. Il piano regolatore comunale, come lo intenderemo da oggi in avanti e quindi da qui in futuro, è formato praticamente di due strumenti: il piano di assetto del territorio e il piano di intervento. Il piano di assetto del territorio è stato approvato nell'estate del 2017 e finito quello abbiamo iniziato praticamente a produrre e a lavorare per arrivare a costruire immediatamente il piano degli interventi, che è quello che poi darà attuazione alle scelte che sono state fatte nel piano di assetto del territorio. Ecco, qui abbiamo una cartina, se ci vuole spiegare più o meno, prima di tutto gli interventi, le cose diverse rispetto al precedente, ma soprattutto che scadenza può avere questo intervento. Questo strumento, come vedrete, ha una validità quinquennale, per cui durerà 5 anni, ed viene chiamato anche in gergo piano del sindaco perché dura esattamente il mandato di una carica amministrativa. Questo strumento cosa prevede? Prevede quindi, oltre agli interventi che erano già previsti nel vecchio strumento che sono stati riportati, ha la possibilità di inserire degli accordi, ad esempio pubblico-privati, nel senso che se il privato ha una sua iniziativa da proporre, praticamente fa una richiesta al comune, il comune la valuta in modo che ci sia anche una ricaduta pubblica e dopo va inserita all'interno del piano degli interventi. Ci sono anche delle scelte, ad esempio, che sono state inserite, come delle aree di espansione, anche che è abbastanza importante. Queste aree di espansione sono state riutilizzate e rimesse all'interno del piano, però anche queste qua dovranno essere attuate nei prossimi 5 anni. Ecco, noi abbiamo una cartina qua che è appunto questo piano di interventi. Le faccio alcune domande veramente da profano. C'è questa zona grigia, cosa corrisponde? La zona grigia riguarda l'attuale consolidato, cioè il vero e proprio centro urbano, e questo colore, questo tratteggio, questo retino che vengono posto sull'abitazione ha una sua normativa di riferimento che dirà quale tipo di intervento fare e quanto, ad esempio, volume o superficie realizzare. Ecco, fondamentalmente quindi qua non si può costruire, o se no... No, si può comunque sempre costruire, però ovviamente dipende dallo spazio e dalla disponibilità di superficie, perché la casa per essere realizzata deve avere un tot di superficie che non può corrispondere esattamente al perimetro della casa, perché deve avere 5 metri ai confini, 10 metri di fabbricati, per cui ovviamente quello più grigio è quello che ha una densità più fitta, edilizia, però sono consentiti interventi, ad esempio, di ristrutturazione. E oggi, visto che stiamo parlando, in questi 2 anni avremo il bonus 110%, diciamo che in questa zona sarà possibile fare questo tipo di interventi di ristrutturazione, per cui la filosofia si tratta non più di guardare più verso l'espansione di un centro urbano, ma quanto nella riqualificazione attuale del centro urbano, e il piano interventi riflette questo aspetto e questa filosofia contemporanea. Ecco, qua vedo che non è più in grigio, con fondo bianco, e anche questa posizione qua, anche il cimitero. Parlando dopo del cimitero, di queste linee, cosa indica questo questi tipo sono i vecchi piani urbanistici attuativi in cui c'è una norma specifica, nel senso che quando sono state realizzate queste aree di espansione che non prevedevano strade, era previsto un piano specifico per la realizzazione di strade, parcheggi e verde, e all'interno anche una vera e propria disciplina urbanistica in cui dicevano quanto volume realizzare per ogni singolo lotto, per cui le abbiamo riportate perché qui c'è una normativa che è diversa da quella dove c'è in grigio. Zona cimiteriale, queste linee cosa indicano? Nella fascia cimiteriale, praticamente queste riguardano fasce cimiteriali, nel senso che la disciplina statale stabilisce una fascia di rispetto per i cimiteri di 200 metri, che è la fascia più esterna, e il comune negli anni 80, insomma fine anni 80, ha fatto un ridimensionamento della fascia dai 200 e l'ha portata a 100 metri. Cosa significa questo? Perché la fascia dei cimiteriali è una fascia di inedificabilità assoluta.
per cui le case che sono già all'interno lì, che hanno il loro valore storico, che non so, sono state fatte magari prima del cimitero, che non hanno più possibilità di espansione, mentre quelle che sono fuori, quindi è ancora possibile realizzare, fare eventualmente ampliamenti. Ecco, in questa cartina, qua praticamente siamo nella zona verso Mazzona, Certo. quindi se non sbaglio questa qua è via San Basilio e qua riportiamo, questi qua dovrebbero essere gli allevamenti. Esatto. Anche qua ci sono delle linee che corrispondono a cosa? Anche lì questa qua è una novità del nostro piano degli interventi, perché noi abbiamo fatto, prima di ovviamente metterlo giù, abbiamo fatto un censimento di tutti i piani, di tutti gli allevamenti che avevamo, e per ogni allevamento la normativa regionale stabilisce che abbiano delle rispettive fasce di rispetto che ovviamente consistono anche in una sorta di inedificabilità, per cui un domani che l'allevamento deve ampliarsi o il centro urbano deve ampliarsi, dovrà tener conto di questa fascia di rispetto, perché comunque anche se l'allevamento si deve ampliare, l'allevamento dovrà tener conto delle abitazioni che sono nelle vicinanze e tutta una serie di questioni che spesso e volentieri può essere che siano anche limitati dopo nelle loro espressioni. Un'ultima domanda, qua abbiamo delle linee arancioni e penso sia simile anche a questo. Sì, più o meno sono dei vincoli questi qua, esatto. Ecco, e questo qua è un vincolo particolare che ci diceva, che io tra l'altro non sapevo, corrisponderebbe questa linea a cosa? Allora, questa linea nelle nostre cartografie sarebbe la vecchia via Popiglia, cioè una vecchia strada romana che conduceva praticamente da Rimini fino ad Aquileia. E dalla documentazione che avevamo praticamente anche regionale, questo è un vincolo che viene continuamente reiterato, per cui si presume che la strada passasse per di lì. Per cui qualsiasi tipo di intervento, soprattutto di carattere edilizio, comporta anche la necessità di portare la documentazione presso la sovrintendenza, perché devono essere fatte verifiche. Ecco, per saperne di più c'è naturalmente il sito del comune. Certo. Stiamo scrivendo sotto il link dove poter guardare, e naturalmente gli uffici preposti sono a disposizione. Previ appuntamento o sbaglio? Sarebbe meglio fare breve appuntamento, sì, perché soprattutto in questo periodo di Covid è meglio comunque fare magari uno squillo per organizzare una riunione, un incontro. Perfetto, allora noi ci prefiggiamo di incontrarla ancora per fare un po' il punto, e magari ci spiegherà un pochino di norme che sono indispensabili per questo. Ricordiamo sotto questa sovraimpressione appunto il sito del comune dove ufficialmente potete rivolgervi, e come sempre la ringraziamo per la disponibilità e speriamo che questo porti anche un maggiore incremento da parte per quanto riguarda l'edilizia tagliolese, e portare anche un beneficio economico importante. Certo che sì, mi auguro insomma, a volte che interventi edilizi, interventi anche di qualità, perché insomma dobbiamo anche puntare anche sulle cose belle, e quindi questo strumento si presta e viene messo a proprio l'attenzione di tutti in modo che possa essere utilizzato dalla maggior parte dei cittadini.